Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo mezzogiorno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che abbiamo tanti fatti di cui darvi conto e partiamo dalle strade del Veneto perché sono ore difficili, davvero difficili. Vi do questa pagina di Treviso Today che riferisce di un incidente in A4, furgone che prende fuoco, code tra Cessalto e Noventa di Piave. Fra pochissimo saremo in grado di collegarci con la nostra Daniela Sizzia, perché in realtà in quella zona si sta registrando, come spesso accade, una catena di incidenti. Questo è stato l'evento scatenante, dagli code, traffico, caos, disagi, ma ci sarebbero anche dei danneggiamenti al cavalcavia di Noventa di Piave, ma per l'appunto fra pochissimo saremo in grado di collegarci in diretta con la nostra Daniela Sizzia, che si trova sul posto con Nicoletta Rizzetto. Ma appunto rimaniamo sulle strade del Veneto, della Marca trevigiana Castelcucco, per il pomeriggio di terrore, di ansia, di apprensione che si è registrato ieri pomeriggio, lo scontro tra un pulmino e una Renault Captur. Ci sono dei feriti, delle bimbe, due sorelline di 3 e 5 anni. Dopo il terrore c'è stato fortunatamente il sospiro di sollievo, perché le due bimbe e le altre ferite non sono fortunatamente in gravi condizioni. A bordo c'erano ancora due piccole passeggere quando il pulmino si è scontrato con la Renault Captur bianca guidata da una donna del posto. L'incidente in via Giovanni XXIII a Castelcucco, quando da poco sono passate le 4 del pomeriggio e quando l'allarme, vista l'età dei soggetti coinvolti, diventa mobilitazione, con il personale del SUEM-118 che arriva immediatamente sul posto. Subito dopo intervengono i carabinieri e il sindaco Paolo Mares, che sta lavorando in municipio a 100 metri di distanza dal luogo dell'impatto. Quando ho visto sono rimasto così terrorizzato all'idea che i nostri bambini si fossero potuti far male. Alla fine il bilancio parla di 5 feriti, fortunatamente lievi, principalmente escoriazioni, 2 bimbe, sorelline di 5 e 3 anni, e 3 adulti, ovvero l'autista del mezzo che ha sbattuto violentemente il ginocchio, l'accompagnatrice incaricata di sorvegliare i piccoli e l'automobilista della Renault. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma sembra proprio che all'origine vi sia un'invasione di carreggiata da parte del SUV. Tanto da ancorarlo e sbatterci addosso nella parte posteriore, e tanto da farlo poi ruotare e scombussolare, tra virgolette, chi vi era all'interno del pulmino stesso, tanto da prendere qualche piccolo colpo, insomma, ecco. Il pulmino a pieno carico trasporta 15 bimbi, da qui il sospiro di sollievo, ma ora si apre anche un'altra questione. È andata tutto sommato davvero bene. Ci è andata di lusso, salvo poi effettivamente riscontrare poi un problema legato all'utilizzo del pulmino, che se la vogliamo vedere anche da questo punto di vista qua, chiaramente sono un ulteriore aggravio di costi. Anzi, magari potremmo aprire anche un qualcosa che ci desse una mano proprio per contribuire a rimetterlo a posto, che ne dice? Giornata di apprensione anche a Castelfranco Veneto, dove attorno a mezzogiorno una donna di 67 anni è stata investita da una Citroen C6 mentre attraversava le strisce pedonali in viale Europa. Soccorsa dagli operatori del SUEM, è stata portata al San Giacomo in condizioni di media gravità, ma il quadro clinico nel corso delle ore è peggiorato, probabilmente a causa di un trauma cerebrale. E restano gravi anche le condizioni delle 2 persone rimaste ferite nell'incidente di ieri pomeriggio lungo una strada dell'Alta Padovana. Siamo nella zona di Campodarsego. Sono ancora gravi le condizioni di 2 delle 3 persone rimaste ferite nell'incidente frontale avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 15 a Campodarsego in via Bassa Seconda. 2 le auto coinvolte. Nello scontro
Una è finita sul fianco nel vicino fossato, terminando la sua corsa contro un ponticello di cemento. In gravi condizioni, ricoverati in ospedale, una 45enne e un 28enne sono stati trasportati in elicottero a Padova. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Vi dicevo della mattinata infernale che si sta vivendo tuttora lungo il tratto maledetto della 4 e non solo lungo il tratto maledetto della 4, dove si è innescato un vero e proprio effetto domino. Ci aggiorna sul posto la nostra Daniela Sizzia con Nicoletta Rizzetto. La vedo con il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Buongiorno Daniela, che cosa sta accadendo? Buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Siamo proprio vicini alla 4, quella che definivi tu il tratto della strada maledetta. In questo momento da Noventa in direzione Trieste è chiusa, la strada è chiusa, quindi l'unica uscita è quella di Noventa. Infatti le code sono code importanti, soprattutto di camion che tentano adesso di uscire da Noventa. Questa strada è chiusa, il tratto lo vedete, non passa nessuno in direzione Trieste. 3 incidenti, lo dicevi anche tu, una giornata davvero difficile. A contribuire probabilmente a questi incidenti anche la nebbia di questa mattina. Sindaco, lo avevi presentato tu, quindi il sindaco di Cessalto. Sindaco, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti, sì, è una giornata particolarmente difficile, è iniziata in maniera difficoltosa prestissimo. Io eccezionalmente mi recavo al lavoro stamattina verso Venezia, ho preso l'autostrada verso le 7 e c'era proprio una fitta nebbia e, come si suol dire, c'era proprio un muro di nebbia, non si vedeva a pochi metri, quindi molto probabilmente una delle cause del primo incidente, perché nel tratto ne sono successi 3, un primo incidente tra veicoli pesanti che ha visto anche delle fiamme e quindi anche i vigili del fuoco intervenire verso le 8:10, un secondo incidente nel tratto tra Sastino di Livenza e Cessalto in direzione questa volta Venezia, tra dei veicoli leggeri, però uno che trasportava anche un veicolo che trasportava GPL con una persona incastrata, quindi anche una situazione difficile di intervenire, e il terzo proprio poco tempo fa, pochi minuti fa, qui in questo tratto addirittura in questo momento è chiuso tra veicoli pesanti, sempre in direzione Trieste, come il primo alle 8:10. Quindi una situazione estremamente difficile. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori che sono intervenuti e come sempre un momento di difficoltà dovuto molto probabilmente alla nebbia di stamane. Ecco, 3 incidenti, si sono registrati anche alcuni feriti trasportati in ospedale. Sembra non in pericolo di vita nessuno, però comunque trasportati in ospedale. Sindaco, si torna a parlare di questo tratto davvero che è considerato ormai il tratto maledetto. Sì, Cristian lo chiama il tratto maledetto, ma purtroppo questo è l'unico ormai tratto in cui ci sono le 2 corsie, quindi in momenti come questi in cui c'è una fitta nebbia, una distrazione e quant'altro, purtroppo bisognerebbe stare più attenti, primo io, e quindi queste poi sono le conseguenze. Come lavori terza corsia? Sì, i lavori, come abbiamo visto, sono stati finanziati, non sono certo i lavori che avremo la terza corsia domani, perché sono lavori difficili e quant'altro. Stanno andando avanti purtroppo a rilento anche i sovrappassi autostradali, che sono, vi ricordo che in questo tratto sono ben 10, e quindi un lavoro estremamente oneroso per Autostrade Alto Adriatico e il commissario, a cui va il mio ringraziamento, perché la volontà e le risorse ci sono, purtroppo i tempi tecnici non sono quelli che vogliamo. E noi, Cristian, continuiamo a vedere la strada, e io ti continuo a dire che la strada continua ad essere chiusa, non vi dico appunto a causa proprio di questa chiusura, perché è una delle strade del tratti più trafficati ovviamente quotidianamente, il traffico che c'è ovviamente per uscire a Noventa. Sindaco, ovviamente staranno cercando di ripristinare ora il tratto stradale. Sì, ha funzionato il bypass tecnico cosiddetto da parte di Autostrade Alto Adriatico, cioè
3 spostano verso Conegliano, l'autostrada, il traffico, e quindi in questo momento qui la riduzione del traffico è dovuta a questa, oltre alla chiusura proprio fisica fatta molto probabilmente per intervenire nell'incidente che è proprio qui l'ultimo a pochi metri, quindi per mettere in sicurezza il manto stradale e poter ricominciare con l'attività normale. Ecco, Cristian, qui da Noventa è davvero tutto. Noi magari ti riaggiorniamo più tardi per vedere se la strada, questo tratto viene riaperto al traffico. Per ora è ancora chiuso. Da Noventa è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto, con loro lo avete visto, il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato. Continueremo a tenervi aggiornati su questa mattinata che abbiamo definito infernale. Fortunatamente non ci sono vittime e feriti gravi, ma insomma è una mattinata molto difficile. Noi adesso siamo in grado di collegarci con Marta Zatta che si trova con Federico Cibotto a Ponte Vigo d'Arzere per una tragedia che si è consumata in casa, esalazioni di monossido che hanno stroncato un cinquantenne sul posto. Marta Zatta, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo in questo momento in via Villa Laura, alle mie spalle la casa dove ieri sera appunto è avvenuta la tragedia, l'ennesima tragedia, perché dopo quella avvenuta a Negrardi Valpolicella lo scorso giorno, precisamente nella frazione di Prun, dove a causa di una perdita di gas era crollata una palazzina di 3 piani facendo perdere la vita a un uomo, ecco ieri sera l'ennesima tragedia a causa di una perdita di monossido di carbonio. All'interno dell'abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno sfondato la porta e quello che hanno trovato è stato un uomo ormai senza vita, un cinquantenne con anche 6 figli, in questo momento in Nigeria 2 ragazzi e 4 maschi, e ha perso la vita, salvo per miracolo l'altro uomo che era con lui, ora si trova in terapia intensiva all'ospedale di Padova. Un killer silenzioso, l'ennesimo caso di morte a causa del monossido di carbonio, ma tutti i dettagli di quella tragica sera nel servizio che ora vi mostreremo, e poi la linea può tornare allo studio. Non si è reso conto di nulla, è morto nel sonno, ucciso dalle esalazioni di monossido di carbonio che si sono sprigionate all'interno dell'appartamento di Ponte Vigo d'Arzere, dove era alloggiato insieme a un collega, che invece si è salvato per miracolo e in gravi condizioni. La vittima è un uomo di circa 45 anni. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione ieri sera, dopo le 20, nell'appartamento di via Villa Laura, dopo la segnalazione di alcuni residenti di una possibile presenza di gas nello stabile. Quando i soccorritori del SUEM 118 insieme ai pompieri sono entrati nell'abitazione, hanno trovato il 45enne ormai privo di vita, mentre il collega che era con lui era gravemente intossicato ma ancora in vita. È stato ricoverato in ospedale a Padova. Le indagini dei vigili del fuoco sono in corso per capire da che cosa abbia avuto origine l'esalazione di monossido, un killer silenzioso prodotto di combustione emesso da motori, fornelli, stufe e generatori. Se viene respirato può portare a cefalea, nausea, astenia e perdita di coscienza. Esercitazioni in corso a Bassano del Grappa, ci colleghiamo subito con Federico Fusetti e Alessandro Costacurta, esercitazioni con protagonisti gli alpini. Buongiorno Federico. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, è proprio così, siamo a Bassano del Grappa, già sullo sfondo vedere il Ponte Vecchio ha il suo fascino. Qui in più abbiamo però anche questa ulteriore componente che comunque è affascinante ed è legata alla presenza degli alpini. Come dicevi, io e Alessandro Costacurta stiamo seguendo la loro esercitazione, quindi questi sono i ragazzi della scuola militare alpina di Aosta, stanno completando la loro preparazione. È un corso di 11 settimane, qui sono ormai verso la fine, dove imparano i rudimenti di arrampicata sportiva, ovviamente di sci, ma anche di marcia in montagna, e quindi tra le varie componenti c'è anche quella del affrontare i corsi d'acqua con tutte le loro difficoltà. Adesso gli alpini sono arrivati e ringraziamo i loro responsabili perché i tempi dell'esercitazione li hanno un po' adattati anche alle
alle nostre esigenze, quindi davvero gentili. E adesso arrivati dal ponte, Alessandro vi sta mostrando che sbarcheranno per mettere in sicurezza la riva del Brenta, e ovviamente quindi anche con le armi, l'attrezzatura e tutto quello che utilizzerebbero normalmente in condizioni operative di guerra. Perché lo stanno facendo qui? Lo stanno facendo qui perché la gente veda, perché i cittadini si rendano conto di qual è la loro preparazione, di qual è la loro attività quotidiana, perché una volta completate queste 11 settimane di addestramento, questi ragazzi, questi militari che saranno professionisti, già lo sono in parte, andranno nei vari reggimenti, quindi a Feltre, a Belluno, Vipiteno, dove ci sono i reggimenti alpini, e in particolare insomma il nostro nord-est è così legato a queste figure. Quindi sbarcati dalle loro imbarcazioni, adesso stanno controllando e mettendo in sicurezza, come vedete che vi sta mostrando Alessandro, la sponda del fiume, e mentre sul Ponte Vecchio sono decine i cittadini che osservano questa, che comunque è una manovra direi molto affascinante che stanno eseguendo qui in pratica, e in parte anche per noi, visto che, come ripeto, hanno adattato i tempi ai nostri collegamenti con le nostre trasmissioni. Bene Cristian, direi che insomma abbiamo visto la parte più interessante. Ora ritorneranno sulle loro barche e riattraverseranno il Brenta e andranno avanti così ancora un po', ovviamente a beneficio soprattutto di turisti e bassanesi. Federico, grazie davvero per questo racconto, grazie ad Alessandro Costacurta per le immagini, esercitazioni, quindi in un luogo iconico per l'alpinità non solo in Veneto. Ma noi ritorniamo alla cronaca e andiamo ad Arzignano, dove nella giornata di ieri si è consumata una vera e propria tragedia con un'anziana che è morta nell'incendio della propria abitazione. E mi guardo con la mattina, perché tu apri la tua elettrica? Ti cade il metano. Ma io che volevo avere è già tutto perfetto. Non si dà pace Maria Zanconato, 89 anni, per l'incidente che ha portato all'improvvisa scomparsa della sua coetanea vicina di casa ad Arzignano. Teresina Fracasso, infatti, è stata trovata morta dai vigili del fuoco questa mattina nella sua abitazione in via Calavena Alta. I pompieri erano accorsi verso le 7:30 a seguito della segnalazione di un incendio all'interno di questo immobile. I soccorritori, una volta entrati, hanno trovato i locali invasi da fumo denso e acre. A terra, nei pressi di un divano consumato dalle fiamme, hanno trovato l'anziana donna priva di sensi. Inutili tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del SUEM, che poco dopo hanno dovuto constatare il decesso della donna. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi, che con i tecnici dei vigili del fuoco dovranno appurare ufficialmente le cause dell'innesco. La signora Maria nel frattempo non ha dubbi a sprigionare le fiamme la stufetta di cui la sua amica Teresina si serviva per tenersi costantemente al caldo. Mi sono andati ieri a trovarla. Non ho problemi perché aveva la stufetta insieme al divano d'elettrica. Mi dicevo, Teresina, è troppo caldo, c'è questa qua, dico, perché te lì? Ecco, sono stati insieme che mi parla. Ecco che deve andare a casa a riposo, non avevo potuto stare qua a casa da sola. Ci dispiace tanto, perché era sempre una donna abbastanza gagliarda, per l'età che aveva, era una donna abbastanza dinamica, cioè anche abitava sempre da sola, voleva fare tutto da sola. Mi dispiace. Ritorniamo all'esplosione mortale e letale di Negrar con la morte di Bruno Savoia. Negrar, che è ancora sotto shock per questa tragedia. Parla un amico del cognato sopravvissuto, il cognato della vittima, che racconta la drammatica telefonata con l'uomo sotto le macerie. Ho visto la macchina e ho detto questa è del mio amico, e questo era il cognato di quello che è morto. L'ho chiamato al telefono e mi ha risposto e mi fa: tirami fuori di qua, tirami fuori. Ho detto: ma come faccio a venire a tirarti fuori che c'è tutto, è crollato tutto, ma tirami fuori, tirami fuori. 3 volte me l'ha detto.
Le urla disperate che echeggiavano in via Sattarini erano quelle di Roberto Sartori, uno dei superstiti della tragica esplosione avvenuta a Negrar di Valpollicella, nella frazione collinale di Prun, paese di 500 anime. Una deflagrazione imponente, forse causata dall'esplosione di una bombola del gas, che ha provocato il crollo di una palazzina di 3 piani con all'interno Rosanna Marchesini, di 68 anni, il figlio Christian, di 33, e Bruno Savoia, anche lui 68enne, morto schiacciato tra le macerie. Ho sentito un boato terribile, pensavo fosse un aereo che era caduto, un boato però un po' sincopato, era un po' soffocato, probabilmente le mura hanno chiuso. Siamo corsi là immediatamente un nuvolone appena di polvere, appena che si è disperso abbiamo visto il disastro. Rosanna, il figlio Christian e il cognato Roberto sono sopravvissuti per miracolo, così lo ha definito il sindaco di Negrar, Fausto Rossignoli, e ora si trovano all'ospedale Borgo Trento fortunatamente fuori pericolo. Una tragedia che ha scosso profondamente questo piccolo paese di collina, dove non succede mai niente, così ci dicono i suoi abitanti, ma che ha saputo mettersi all'opera per coloro che si sono trovati senza una casa da un giorno all'altro. Le persone di questa comunità, con il loro grande cuore, hanno cominciato già a pensare a cosa potranno fare nel momento in cui i feriti saranno dimessi, cosa potranno fare per le persone che sono state evacuate perché le loro case non sono più agibili. A Prun resta ora il dolore per la perdita di un compaesano conosciuto e molto ben voluto, Bruno, da poco andato in pensione dopo una vita di duro lavoro. Aveva una gran passione anche per il calcio e ha fatto anche l'allenatore per le squadre qua, diciamo limitrofe. Era una passione condivisa anche con me. Era una famiglia stimata, una famiglia riservata, che ha scosso tutta la comunità qua, sia di Prun che dei paesi qua vicini. È facile dirlo quando uno muore, però lui è il caso di dirlo, era una brava persona. Purtroppo appena andato in pensione, eccetera, quindi è stato un dramma, mica da poco. Continuano le udienze del processo contro Andrea Favero, il quarantenne di Vigonza, accusato di aver ucciso l'ex compagna Giada Zanola nel maggio del 2024, uno dei fatti più sconcertanti della cronaca recente del Veneto. Giada Zanola non ha mai tentato di togliersi la vita. È stata una giornata all'insegna delle rivelazioni smentite, quella che si è svolta ieri in tribunale a Padova durante il processo per il femminicidio della 33enne bresciana uccisa nel maggio del 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia di Vigonza. Dell'omicidio è accusato il compagno Andrea Favero, da cui si stava separando, e padre di suo figlio. Chiamato d'urgenza a testimoniare un ex fidanzato di Giada, tirato in ballo dalla madre di Favero, che in mattinata sul banco dei testimoni aveva raccontato che l'ex fidanzato di Giada, Fabio, un anno fa durante un pranzo insieme le aveva detto che Giada in passato, dopo un litigio, aveva tentato il suicidio, ma lui era riuscito ad impedire il gesto quando la donna aveva già scavalcato la barriera con una gamba. L'ex fidanzato, portato d'urgenza in tribunale per spiegare le circostanze della rivelazione fatta dalla madre di Favero, ha smentito categoricamente di aver rivelato quelle cose e soprattutto ha smentito l'episodio. Alla domanda della giudice se avesse mai salvato Giada da un tentativo di suicidio, l'uomo ha risposto con un secco no. Durante l'udienza di ieri sono stati ascoltati tutti i familiari di Andrea Favero, il camionista quarantenne accusato di aver stordito Giada con degli psicofarmaci e poi di averla gettata giù dal cavalcavia di via Prati a Vigonza, poco lontano dalla loro abitazione, simulandone così il gesto estremo. Sempre nel padovano, Daspo a 3 tifosi della Nuova Monselice per minacce di morte, questo durante la gara di promozione calcistica a Padova. 3 tifosi della Nuova Monselice, un 20enne, un 45enne e un 34enne, sono stati colpiti da Daspo Sportivo, uno di 3 anni e 2 di 2 anni, emessi dal custode di Padova, Marco Dorisio. Il provvedimento segue gli episodi avvenuti al campo comunale di via Luxardo durante la gara di promozione tra Torre e Nuova Monselice. Secondo la ricostruzione, i 3 avrebbero accerchiato un tifoso locale 20enne che si era avvicinato per calmare gli animi, insultandolo e minacciandolo di morte, con gravi espressioni quali "ti uccidiamo, abbiamo le nocche dure, vedrai a fine
partita ti ammazziamo. Uno di loro lo avrebbe anche ferrato per il bavero, intimandogli ulteriori minacce. Il giovane, affetto da patologia cardiaca, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso in stato di forte agitazione. Le indagini della Digos, supportate da testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno portato all'identificazione dei 3 tifosi denunciati per minacce. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive nei loro confronti. Resta chiusa la discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. Il TAR del Veneto ha respinto la richiesta dei legali dopo il provvedimento disposto dal questore di Padova. Il TAR del Veneto ha deciso, respinta la richiesta di sospensiva urgente, il ricorso presentato dai legali della discoteca Storia di Santa Giustina in Colle sarà discusso a metà marzo in sede collegiale. Il provvedimento in questione era stato adottato lo scorso 13 febbraio dal questore di Padova Marco Dorisio, che dopo l'aggressione con pestaggio da parte di un gruppo di buttafuori del locale ai danni di un 19enne aveva disposto la chiusura dello Storia per 60 giorni ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Secondo quanto accertato dalla divisione amministrativa della questura, al giovane, arrivato nel locale domenica 1 febbraio intorno alle 3 di notte, sarebbero stati serviti alcolici anche dopo l'orario previsto, per essere poi spinto fuori dalla discoteca, dove era stato colpito con calci e pugni dalla security. Gli agenti hanno accertato inoltre che nel 2025 erano stati 5 gli interventi nel locale notturno di Santa Giustina in Colle per segnalazioni di percosse spinte da parte dei buttafuori. Da qui l'adozione del provvedimento di chiusura, il terzo per la discoteca Storia, sul quale a metà marzo si attende la decisione del TAR. E a Padova è stata chiusa per 30 giorni la discoteca Anima Underground. C'erano più di 300 persone all'interno a fronte di una capienza di 120. Il blitz nella serata di sabato all'interno di Anima Underground, discoteca di via Crocerossa a Padova, si sono presentati gli agenti della polizia con la polizia locale, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e l'ispettorato del lavoro. A seguito dell'ispezione il questore di Padova ha firmato un provvedimento di sospensione del locale per 30 giorni. All'interno c'erano infatti 314 persone a fronte delle 120 consentite. Gravi anche le carenze riscontrate ai sistemi di sicurezza, compresi il malfunzionamento di un'uscita di emergenza e l'assenza di segnaletica indicante le vie di fuga. Da qui è riscontrato che le serate danzanti si ripetevano anche il mercoledì e il venerdì, la decisione del questore. Di questore anche la notizia che il giudice ha convalidato il sequestro preventivo effettuato nella notte di martedì grasso di un capannone di Sant'Angelo di Piove di Sacco dove era in corso una festa abusiva. In regia ci sono Francesca Pezzo e Alessandro Granziera. Adesso ritorniamo nel Vicentino, ritorniamo ai fatti di Camisano con quei banditi scatenati che hanno fatto irruzione in un'azienda orafa usando addirittura una ruspa come ariete. Chiaramente le indagini sono in corso. Una ruspa, hanno un po' sfondato tutto quanto, anche se comunque i sistemi di sicurezza hanno funzionato perfettamente e c'è stato un pronto intervento dei carabinieri. Fortunatamente adesso non sappiamo il valore che è stato preso, però sappiamo che non sono entrati nel cavò almeno, quindi non hanno preso niente di quello che c'era all'interno del cavò, ma solamente quello che era all'esterno. Un assalto studiato, quello avvenuto in piena notte ai danni della ditta orafa di Camisano Vicentino. Prima di mettere in atto il colpo, i malviventi ben organizzati hanno bloccato le strade di accesso, la provinciale con dei mezzi pesanti, poi con una ruspa hanno sfondato il cancello e fatto irruzione. I danni sono importanti ma limitati fortunatamente, diciamo che ci sono 3 punti colpiti dell'azienda, il carraio come potete vedere, l'ingresso dal lato dell'azienda e la parete esterna. Ora è caccia alla banda da parte dei carabinieri che stanno raccogliendo qualsiasi elemento utile per ricostruire le dinamiche e risalire ai responsabili del colpo, al setaccio, i filmati di videosorveglianza, i targa system. Tengo a precisare che tutte le strade provinciali sono sotto controllo, quindi tutti i mezzi che entrano nel territorio del comune di Camisano Vicentino sono visualizzati.
Rimaniamo nel Vicentino per un colpo in villa a Cavazzale, siamo in comune di Monticello Conte 8, svaligiata l'abitazione in pieno giorno di un avvocato. Colpo in villa in pieno giorno in una zona centrale popolata. Erano le 10 del mattino di lunedì quando una banda di persone travisate ha fatto irruzione in un'abitazione di Monticello Conte 8. Accertato che non ci fosse nessuno in casa, hanno fatto irruzione mettendo tutto a soqquadro, razziando abiti e argenteria. All'esterno ad attenderli i complici con 2 auto. La fuga è stata immortalata dalle telecamere. Ho subito un furto in abitazione che, come tante altre famiglie purtroppo in questo periodo subiscono. L'unica cosa che è stata impattante è che una volta visti i video che siamo riusciti a rintracciare grazie ad un vicino, la modalità di esecuzione di questo furto ha lasciato un po' tutti sconcertati, in primis me, nel senso che alle 10 del mattino vedere 10 persone entrate in casa in quella maniera lì, con una casa tutta chiusa, una casa in centro storico, con passanti che vanno e vengono per una strada principale del comune di Monticello Conte 8, mette allarme sociale. Il tipo di intervento di queste persone che con, assoluta noncuranza della legge alle 10 della mattina in pieno giorno siano riusciti a fare questo tipo di azione. Questa è la cosa che più è preoccupante e penso che preoccupi tutti per questo. Scappati con il bottino ancora da quantificare, non è escluso che la stessa banda possa essere stata responsabile di altri colpi in zona. Intanto a Monticello continua il percorso per la creazione di gruppi di controllo di vicinato. Il prossimo incontro sarà il 3 marzo. Per spiegare alla cittadinanza come si formano questi gruppi, come funzionano, come agiscono, come interagiscono con le forze dell'ordine, per arrivare ad ampliare un po' una rete di attenzione. I carabinieri del comando provinciale di Udine hanno arrestato nel Trevigiano uno dei presunti responsabili del furto alla parafarmacia di Codroipo, i fatti nel dicembre scorso. Aveva messo a segno insieme a complici ancora ricercati un furto alla parafarmacia di Codroipo nella notte del 9 dicembre scorso. Il 21 febbraio i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Udine, supportati dai colleghi della stazione di Volpago del Montello nel Trevigiano, lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Udine. Si tratta di un 21enne di nazionalità straniera che ora si trova rinchiuso nel carcere di Treviso. Le indagini furono avviate la mattina del 9 dicembre quando venne scoperto il furto avvenuto alle 3 del mattino. I ladri si procurarono un accesso nel negozio spaccando la vetrina con un mattone in tufo. Una volta dentro riuscirono a portar via la cassa con denaro contante per 15.000 euro complessivi. Il sopralluogo della scientifica e le analisi dei video delle telecamere a circuito chiuso avevano permesso ai carabinieri di raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili. I militari del nucleo investigativo specializzato nella localizzazione dei soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi, in questo caso l'ordine di arresto emesso dal GIP, monitorando il territorio con servizi di osservazione e grazie all'assunzione di informazioni, sono riusciti a circoscrivere la zona dove rintracciare il 21enne per poi arrestarlo. Un fatto che aveva fatto discutere, che aveva indignato i danneggiamenti a un bus della ditta Barzi, siamo nel Trevigiano, denunciato l'uomo che ha spaccato a pugni la porta del pullman 2 settimane fa. Si tratta di un tunisino, scene folli che si erano registrate nella città capoluogo sul Put davanti al pattinodromo. È stato identificato e denunciato dai carabinieri l'uomo che lo scorso 7 febbraio aveva spaccato a pugni la porta di un bus della Barzi in servizio sulla linea 170 Saletto-Treviso. Si tratta di un tunisino di 35 anni, residente a Breda di Piave, già noto alle forze dell'ordine. Era il primo pomeriggio di un sabato quando il tunisino sale sull'autobus senza biglietto e comincia ad inveire quando l'autista glielo fa notare. Arrivati a Treviso, il 35enne suona il campanello per scendere a San Tommaso, quando ormai la fermata è già passata.
scoraggiata, si arrabbia, urla, vuole smontare a tutti i costi e quando l'autista resta al mezzo alla fermata successiva per farlo scendere si scatena la violenza. Il tunisino prende a pugni la porta con una forza tale da spaccare il vetro. A bordo, oltre al conducente, c'erano altri 2 passeggeri. Per fortuna nessuno si è fatto male. L'ennesimo caso di una violenza che è diventata sempre più frequente sui bus pubblici e privati, dove tra chi non paga il biglietto, chi danneggia i mezzi, chi se la prende con gli autisti, le situazioni di allarme sono ormai quotidiane. Da noi è già successo, soprattutto con autisti donna che sono state aggredite. Succede di tutto, ci dispiace soprattutto in primis per gli autisti, che naturalmente per un'azienda come la nostra sono il nostro biglietto da visita e sono loro che praticamente sono sulle strade tutti i giorni. Pneumatici squarciati e furgoni parcheggiati nel piazzale della BRT di Villorba, si procede per danneggiamenti mentre prende sempre più corpo la pista interna. Proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto tra sabato e domenica scorsi all'interno della BRT di via Fratelli Cervi a Villorba, dove qualcuno ha squarciato le gomme di una quarantina di furgoni parcheggiati nel piazzale. Si procede per danneggiamenti. I mezzi vandalizzati sono di proprietà della Madilo SRL, che ha in appalto per BRT i servizi di trasporto e consegna. E tra le varie piste prende sempre più corpo quella interna, in una situazione di rapporti tesi che da mesi avvelena il clima. L'estate scorsa i corrieri incrociarono le braccia per protestare contro ritmi di lavoro troppo pressanti e mancati riconoscimenti, tensione anche con i sindacati. Già la scorsa estate le auto di alcuni delegati parcheggiate all'esterno della ditta erano state trovate strisciate o con le gomme a terra, ma stavolta dal vandalismo si è passati al sabotaggio, che ha tagliato gli pneumatici dei furgoni, ha voluto evidentemente bloccare o rallentare fortemente l'attività logistica, oltre che causare ingenti danni materiali. Chi ha squarciato le gomme inoltre non poteva non sapere che quell'area non era coperta dalle telecamere di videosorveglianza. Lite con il coltello davanti alla stazione ferroviaria di Tavernelle. Siamo ad Altavilla Vicentina. 2 ventenni verosimilmente stranieri hanno aggredito altri 3 ragazzi, 2 stranieri e un italiano che vivono nella zona. Uno è stato picchiato brutalmente, 2 invece sono stati feriti con il coltello, uno in modo lieve, l'altro avrebbe riportato ferite alla coscia e alla mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Altavilla e la polizia locale. Subito sono partite le indagini, anche con il supporto delle telecamere, per individuare gli aggressori, che poi sono fuggiti. E proseguono a ritmo serratissimo e sotto il massimo riservo le indagini per fare piena luce sul giallo del sequestro di un cittadino bosniaco avvenuto lunedì a Vicenza. Il giovane era stato poi ritrovato con evidenti ferite al volto, al corpo, all'alba, 2 giorni dopo a Trieste. Caccia da almeno 3 persone di origine balcanica. Ricerche estese anche oltre confine, allertate le forze di polizia slovene e croate. È caccia ad almeno 3 persone di origine balcanica che nel primo pomeriggio di lunedì hanno sequestrato il giovane bosniaco di 24 anni in via Pasubio, a Schio, in provincia di Vicenza, per poi abbandonarlo 12 ore dopo, nella notte, in via di Basovizza, sul Carso triestino. I malviventi, con tutta probabilità, hanno oltrepassato il confine facendo perdere le loro tracce. L'indagine è affidata ai carabinieri della Legione Veneto del Comando Provinciale di Vicenza, che attraverso un comunicato hanno confermato l'episodio. Secondo quanto appreso, il 24enne bosniaco si sarebbe chiuso nel silenzio. Agli investigatori non ha raccontato nulla, motivo per cui rimane un mistero il movente del rapimento. Forse il giovane ha paura dei propri aggressori e dunque per il momento ha scelto di tenere un atteggiamento omertoso. Erano le 13:30 quando lunedì una jeep con a bordo 3 persone ha accostato in via Pasubio, nel pieno centro storico di Schio, dopo aver seguito per un tratto il 24enne. 2 uomini sono scesi dal mezzo e hanno prelevato di forza il giovane. Il terzo alla guida, pronto a ripartire a tutta velocità. Il ragazzo si dimenava e urlava mentre i sequestratori lo immobilizzavano. Poi il pestaggio, proseguito a Marano Vicentino, dove i malviventi si sono fermati per un cambio di mezzo, abbandonando la prima auto in un campo e probabilmente tenendo la vittima rinchiusa in un edificio vicino in attesa dell'arrivo della nuova macchina. Forse dunque i sequestratori avevano dei complici.
La Jeep è stata ritrovata alcune ore dopo dai carabinieri di Vicenza, che nel frattempo erano stati allertati sia da 2 testimoni che avevano assistito al rapimento, sia dai genitori del 24enne preoccupati per la sua scomparsa. I militari dell'Arma hanno rinvenuto la Jeep seguendo le tracce delle celle agganciate dal cellulare del giovane. Gli interni della macchina erano sporchi di sangue. Nel frattempo però i sequestratori erano già lontani a bordo di un mezzo diverso e arrivati a Trieste poco prima dell'alba di ieri hanno letteralmente scaricato a terra il 24enne in via di Basovizza, vicino al confine con la Slovenia. Il giovane, dolorante per il pestaggio, è stato trovato da un residente di Opicina che ha allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, il cittadino bosniaco presentava evidenti tumefazioni al volto e altri traumi sul corpo e i carabinieri della vicina stazione di Opicina. Le indagini su quello che è un vero e proprio giallo proseguono sotto il massimo riservo. Prosegue davanti alla Corte d'Assise di Vicenza un processo che fa discutere, quello a carico dei genitori del 14enne Francesco Gianello. 2 conclusioni diametralmente opposte. Una battaglia di perizie sulla morte per tumore dell'adolescente Francesco Gianello. Prosegue il confronto tra accusa e difesa nel processo a carico dei genitori Martina Binotto e Luigi Gianello, imputati di omicidio volontario per il dolo eventuale davanti alla Corte d'Assise di Vicenza. Il ragazzino spirò nel gennaio 2024 per un osteosarcoma. Per i consulenti della Procura, Andrea Porzionato e Andrea Angelini, il ritardo nell'avvio delle cure oncologiche, perché inizialmente i genitori si sarebbero affidati al metodo Hammer, ha compromesso in modo decisivo le possibilità di sopravvivenza del 14enne. Secondo i consulenti dell'accusa, con un tempestivo trattamento chemioterapico, le chance di superare i 20 anni sarebbero state del 40%. Di segno opposto alla linea della difesa. Gli avvocati Lino e Jacopo Roetta, che si sono avvalsi delle consulenze di Daniele Rodriguez e Davide Pastorelli, replicano che non vi era certezza clinica che la chemioterapia avrebbe salvato il ragazzo. I medici della difesa sostengono che l'oncologia non è una scienza esatta e che, nel caso specifico, la malattia si sarebbe comunque rivelata fatale. Anche iniziando prima le cure e la tesi, l'evoluzione del tumore non sarebbe cambiata in modo determinante. Resta quindi al centro del dibattito il nodo causale, se il ritardo terapeutico abbia inciso in maniera decisiva sull'esito o se, come sostiene la difesa, la morte fosse purtroppo inevitabile. Ritorniamo con Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto. Lungo la 4 vi stiamo aggiornando su quella che abbiamo definito una mattinata infernale con una serie di incidenti e di conseguenti disagi. A che punto siamo, Daniela? Buongiorno di nuovo. Buongiorno ancora Cristian, noi ci siamo spostati, siamo dalla parte dell'uscita, lo vedi la coda, siamo alla parte dell'uscita di Noventa e in fondo, non so se riesci a vedere i lampeggianti, in quella zona lì è successo l'incidente e da lì i mezzi sono costretti a uscire lì a Noventa perché oltre è ancora chiuso il tratto stradale. Dopo Noventa rimane per il momento chiuso, evidentemente ci sono ancora i mezzi, se no sarebbe stato già riaperto. In realtà stanno probabilmente ripristinando la sicurezza della strada prima di riaprirlo. Lo vedete, un lungo serpentone di auto e di camion. Sindaco, questo è uno scenario che praticamente si vede purtroppo quando avvengono questo tipo di incidenti e fra l'altro insomma la chiusura di quel tratto stradale comunque è una chiusura importante perché l'abbiamo già detto prima, questa è una delle strade più trafficate. Sì, è particolarmente importante perché di solito si chiude l'autostrada quando proprio succede un incidente di notevoli dimensioni. Mi dicono che anche il centro di Cessalto in questo momento è intasato, l'uscita autostradale di Cessalto è altresì presa dal traffico pesante, pertanto questa è una situazione drammatica. Ricordo che questo è il terzo incidente della giornata. Ecco, Sindaco,
Vediamo che man mano stanno anche scorrendo, Christian, i camion ed è tanto perché solitamente rimane bloccata la zona, quindi insomma davvero sta funzionando comunque. Sì, anche se questo è uno dei momenti più pericolosi, perché come vedete c'è un'auto all'interno che va a incastrarsi tra due camion, i camion che comunque devono avere un'attenzione importante in questo momento per quanto riguarda la distanza di sicurezza, perché basta un minimo di disattenzione e avviene l'ennesimo incidente, quindi questo è proprio il momento, diciamo, di maggiore attenzione alla guida, soprattutto dei veicoli pesanti. Ecco, Cristian, questa è la situazione, come vedi dalla parte opposta continua invece c'è la viabilità, da quest'altra parte invece è tutto bloccato. Qui c'è la coda perché stanno deviando obbligatoriamente per San Donà, l'uscita del casello di Noventa, scusate, e la vedete in fondo, dopo i lampeggianti lì probabilmente c'è ancora l'incidente. Fra l'altro, sindaco, il problema poi della nebbia è un problema grosso, però fino a che non si fa la terza corsia questa problematica rimarrà tale. Sì, assolutamente. Avere due corsie ti porta ad avere praticamente il camion magari in sorpasso nel momento in cui sta sorpassando anche l'auto, quindi è proprio una situazione difficile ed è importante avvenga al più presto la realizzazione della terza corsia. Ecco, come diceva anche il sindaco, la zona di Cessalto è intasata e quindi insomma capite che cosa sta accadendo con questa chiusura. Non sappiamo ancora quando verrà riaperta, evidentemente stanno spostando i mezzi e poi sarà da ripulire il manto stradale per evitare ulteriori incidenti. Qui da Noventa sempre è tutto. Cristian, ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia con Nicoletta Rizzetto, il sindaco Emanuele Crosato. Insomma, vi stiamo raccontando l'ennesima mattinata difficile in quella zona a cavallo tra Friuli e Veneto. A proposito, andiamo in Friuli Venezia Giulia, a Monfalcone, per l'ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio triestino della ditta in quota è morto precipitando da un'altezza di circa 20 metri allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, dove stava svolgendo la manutenzione a un tetto. Si chiamava Tommaso Andreuzza e non aveva ancora compiuto 28 anni. La tragedia questa mattina qui all'interno dello stabilimento di Fincantieri di Monfalcone, un operaio di soli 28 anni, triestino, che lavorava per la ditta in quota di Trieste, specializzata proprio in lavorazioni a fune, quindi senza impalcature ad altezze considerevoli, è caduto da un'altezza di circa 20-25 metri, secondo le prime testimonianze, da un capannone vicino all'area salderia, proprio qui all'interno dello stabilimento. È morto così Tommaso Andreuzza, operaio triestino, dipendente della ditta in quota specializzata in lavori a fune ad altezze elevate. Il giovane è stato subito soccorso dapprima dal personale interno di Fincantieri e subito dopo dai sanitari del 118, giunti con un elicottero e un'ambulanza, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi multipli riportati nella caduta dall'alto. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria, che ora indagano sulle cause e la dinamica del tragico incidente, coadiuvati anche dai vigili del fuoco del locale di staccamento. I sindacati FIM, FIOM e WILM hanno immediatamente proclamato uno sciopero di 8 ore e gli operai sono usciti dallo stabilimento. Noi siamo accorsi sul posto, eravamo proprio una commissione ambiente dove noi, come le facciamo puntualmente proprio per controllare la sicurezza, abbiamo abbandonato tutto, siamo accorsi là e stiamo tentando di rianimarlo, però purtroppo l'esito è quello che sappiamo. Insomma. Per tutto quello che si fa, che le risorse spese in termini economici, di impegno, di formazione e di informazione, ancora accadono queste cose. Questa cosa qua è una cosa assurda che ancora possa capitare. E io dico una cosa semplice, insomma, vanno assolutamente accertate le responsabilità se ci sono. È una cosa che non possiamo accettare, un ragazzo giovane in un posto di lavoro come questo, di questi tempi, non può accadere una cosa così. La tragedia di oggi lascia come sempre l'amaro per la morte di un ragazzo giovane di 28 anni, un caposquadra della ditta, perché si fa tanto per la sicurezza e dopo succedono questi fatti qua, fatti gravissimi. Adesso noi abbiamo proclamato 8 ore di sciopero per oggi
ma l'importante è cercare di costruire, non di strumentalizzare questa tragedia e pensare alla famiglia del ragazzo e a tutto il contorno. Mi dicono che è collegato il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto e candidato sindaco a Venezia per il centrosinistra. Buongiorno Martella. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Senta, i temi da affrontare sono sempre tanti. Io partirei proprio dal servizio che abbiamo appena visto, che pone in maniera drammatica per l'ennesima volta il tema della sicurezza sul lavoro. Continuano a esserci tragedie, infortuni, spesso letali. Si fa ancora troppo poco, Martella? Assolutamente si fa ancora troppo poco, perché in Veneto e nella nostra realtà si continua a morire di lavoro o accadono incidenti gravissimi. Questi non possono più accadere, perché la civiltà si realizza anche con un lavoro sicuro che non metta nessuno nelle condizioni di perdere la vita, e quindi bisogna fare molto di più. Bisogna fare molto di più a livello di controlli, bisogna fare molto di più a livello di prevenzione, di formazione del personale e di capacità di incidere quindi nel tessuto economico del nostro paese e nelle imprese, per fare in modo che la formazione e la sicurezza diventino un punto fondamentale. E la sicurezza non è un lusso, come dicevo, ha a che fare con la civiltà di un paese, e quindi bisogna veramente attrezzarci a tutti i livelli perché si faccia molto di più. A proposito di sicurezza, Martella, stiamo già vedendo le immagini di Venezia, di Mestre, perché lei nelle scorse ore ha rilanciato proprio il tema della sicurezza. Noi quando parliamo di sicurezza raccontiamo di un mare magnum sostanzialmente, di azioni, di misure, di approcci. Lei dice una cosa però specifica, e qui veniamo anche alla campagna elettorale già in corso per le comunali a Venezia, che il centrodestra proprio sul fronte della sicurezza ha fallito. Sì, il centrodestra ha fatto tanti proclami, tanti annunci, però i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Una insicurezza diffusa tra i cittadini, e fa veramente pensare che invece tra il centrodestra, dopo aver fatto tanta retorica, oggi tende a sminuire il problema. Invece succede che i cittadini a Mestre hanno paura, le attività economiche chiudono e le persone tendono a restare in casa perché hanno paura di uscire. Quindi ho detto che sulla sicurezza bisogna fare molto di più, bisogna intervenire a livello di controllo e di presidio del territorio, bisogna intervenire perché ci sia una maggiore presenza delle forze dell'ordine, perché l'amministrazione comunale ripristini i vigili di quartiere o di prossimità, e perché vengano rigenerati molti spazi urbani che in questo momento sono dei veri e propri buchi neri, e accanto a questo che si facciano tutte quelle attività sociali di prevenzione che impediscano che il disagio si trasformi in qualcosa di più grave che può ledere la coesione della nostra città. Nel caso di elezione Martella a sindaco di Venezia, quale sarebbe la sua prima azione proprio sul fronte della sicurezza? Lei ha già parlato di vigili di quartiere, di lotta al degrado, però proprio una prima azione, un primo impegno. Beh, la sicurezza sarà al centro dell'agenda politica, e la sicurezza è fatta di tante cose. Commercio che deve essere sostenuto, rigenerazione urbana, maggiore presenza delle forze dell'ordine. Quindi farei due cose. Al governo chiederei più presenza di forze dell'ordine, più risorse finanziarie ed umane, e per quanto riguarda l'amministrazione comunale ripristinerò i vigili di quartiere, cioè dei presidi in ogni territorio, in ogni quartiere, in ogni municipalità, che siano un punto di riferimento per i cittadini e per tutte le associazioni e i comitati che operano nell'ambito della sicurezza.
Martella, senta, il nodo quando si parla di sicurezza è quello delle risorse. Tutti lamentano la carenza di risorse. Alla fine queste risorse dove si trovano? A che livello istituzionale si trovano? A livello comunale, a livello regionale, a livello statale? Dove? Perché alla fin fine arriviamo sempre lì. Beh, innanzitutto quando parliamo di sicurezza dobbiamo sapere che bisogna agire concretamente, non è che si può fare un discorso generico oppure retorica e propaganda come hanno fatto altri o come fa il governo, magari aumenta il numero di reati o delle pene ma poi non incide su quella che è la qualità della vita e della sicurezza delle persone. Io ho detto che la sicurezza deve essere un diritto per le persone così come lo è il diritto alla salute o il diritto al lavoro. E ho anche detto che non farò sconti a nessuno, né a chi delinque, né al governo che ci deve mettere più risorse. Il governo è il soggetto che evidentemente deve stabilire che all'interno del proprio bilancio ci siano risorse a favore delle forze dell'ordine e della loro presenza in tutti i territori e in città importanti come lo è appunto Venezia e come lo è Mestre. E quindi le risorse andranno concordate e andranno aumentate. Le disponibilità finanziarie possono esserci o devono essere trovate per aumentare la presenza delle forze dell'ordine nel territorio. È anche una responsabilità ben precisa che il governo si deve prendere. È uno degli elementi primari che caratterizzano la coesione di una società e bisogna intervenire molto concretamente. E senta Martella, a proposito di risorse, lei ha già detto, ed è uno dei temi principali della sua campagna elettorale, mi pare che tra le prime sue iniziative ci sarà la richiesta al governo di una vera legge speciale per Venezia e di finanziamenti ad hoc. Finiamo sempre lì, quindi sulle risorse, sui SCEI. Guardi, io ho fatto due ragionamenti. Il primo, esiste una legge speciale per Venezia nella quale si dice che la Repubblica deve garantire la salvaguardia fisica e ambientale della nostra città perché è di preminente interesse nazionale. Perché ciò avvenga è evidente che lo Stato deve garantire delle risorse per la manutenzione della città, per tutti quegli interventi che servono per la salvaguardia fisica, ambientale e del patrimonio artistico e culturale della nostra città. È una richiesta che fanno tutti, che il Consiglio Comunale ha unanimemente rivolto al governo e sulla quale però il governo è latitante da parecchio tempo e l'amministrazione comunale guidata da Brugnaro non si è impegnata sufficientemente per avere queste risorse. Questa è la prima richiesta. La seconda richiesta ha un orizzonte più lungo e dà l'idea di quello che si deve fare nei prossimi anni, e cioè passare da una legislazione speciale come questa che già esiste ad uno statuto speciale per Venezia, riconoscendo Venezia nella Costituzione italiana, come avverrà per Roma, riconoscendola perché è una città unica e speciale e conferendole quindi un'autonomia legislativa riguardo alcuni settori. Penso al turismo, alle politiche per la casa, alle politiche culturali e quelle relative ai servizi, a cominciare da quelle dei trasporti. In questo modo c'è proprio un salto di qualità che può permettere a Venezia di avere uno statuto speciale e un'autonomia su determinate materie, che non è un discorso per addetti ai lavori, è qualcosa che riguarda veramente la vita dei cittadini. Se noi vogliamo bloccare lo spopolamento, prevedere che le persone possano tornare a vivere a Venezia o restarci, se vogliamo che ci siano nuove attività economiche oltre al turismo, bisogna che ci siano gli strumenti adatti per farlo. Io ho individuato questo, anche questo peraltro dopo la mia proposta è stata oggetto di una deliberazione unanime del Consiglio Comunale, con le forze di centrodestra ovviamente
che tardivamente sono arrivate a questo, ma che hanno capito che questa è la direzione che deve essere presa. Senta Martella, ultimissima battuta, lei insomma è partito Lancia Resta in questa campagna elettorale, manca ancora uno sfidante ufficiale dall'altra parte, sul fronte del centrodestra. Questa mancanza la inquieta, insomma, come la giudica? So che non ama occuparsi degli altri, però insomma è un tema anche questo di campagna elettorale, l'assenza al momento di un vero sfidante. Vedo che nel centrodestra sono più occupati in questo momento a spartirsi poltrone, assessorati, careghe, piuttosto di quanto siano impegnati ad occuparsi di Venezia. Vedo che le loro decisioni verranno prese a Roma e non a Venezia come abbiamo fatto noi, e vedo qualche problema, se non uno scontro tra le forze di centrodestra. Non so chi sarà l'avversario, è chiaro che noi andiamo avanti per la nostra strada, mettendo al centro i bisogni dei cittadini, il dialogo con i cittadini e le speranze che possiamo realizzare per aprire una nuova stagione per Venezia. Sento una grande voglia di cambiare e sento la necessità di costruire una nuova stagione. Credo che riusciremo a interpretarla, e riusciremo a interpretarla soprattutto perché ci occuperemo delle questioni reali della città, mentre in questi anni, oltre al fallimento amministrativo, c'è stata una distanza con i cittadini e direi anche un fallimento morale per le tante cose che hanno riguardato questa amministrazione e i problemi che ha tuttora. Martella, grazie davvero, buon lavoro e ci aggiorniamo, buona campagna elettorale. Da Andrea Martella rimaniamo nel veneziano, da Venezia a Mira con la nostra Anna Maria Parisi. Anche qui c'è un fronte specifico e c'è l'appello del primo cittadino, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi collegata con Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Cristian da Mira, e continuiamo a parlare anche noi di sicurezza. Cristian, stavolta di sicurezza idraulica, nello specifico perché la polemica si parla, nasce attorno al mancato risarcimento per l'alluvione e i danni e conseguenti danni del 2025, di agosto 2025. Nello specifico si parla di oltre 10 milioni di danni, una somma ingente per un comune qual è quello di Mira, con la grande mobilitazione che si sta preannunciando non soltanto del comune di Mira ma anche di altri comuni della riviera del Brenta. Perché sindaco Marco Dori? Allora, lo ricordiamo tutti, agosto dell'anno scorso c'è stata una grande alluvione, il comune di Mira ne è stato l'epicentro, ma come Mira, Venezia, Spinea, Mirano, poi il Cavallino e quant'altro, e la regione aveva attivato la procedura per il riconoscimento dell'emergenza nazionale. Doccia fredda di questi giorni, in realtà da Roma hanno detto che non è successo niente, che quindi non ci spetta nulla. Ovviamente i cittadini e le imprese non se lo aspettavano e quindi sono molto preoccupati e noi lo siamo insieme a loro. Quindi il governo Meloni col Dipartimento della Protezione non ha riconosciuto l'emergenza invece che era stata riconosciuta a livello regionale. Da qui si preannunciano grandi mobilitazioni, laddove il bando del 28 febbraio che è alle porte non dovesse dare risultati. Sì, allora i cittadini ovviamente sono veramente preoccupati perché al di là dei ristori, che sono una cosa importante, l'attenzione adesso è rivolta a quello che succederà domani, perché ovviamente la prima pioggia, sono preoccupati. Quindi questa richiesta di attenzione che noi vogliamo portare insieme a loro va bene per i ristori, ma anche sul dare ai consorzi, a Veritas, al Genio le risorse di cui ha bisogno per fare gli interventi che ormai non sono più procrastinabili. L'esempio che abbiamo non molto lontano del 2007, c'è stata un'alluvione anche allora però venne
dichiarato uno stato d'emergenza, venne messo un commissario, gli vennero date le risorse per fare le opere e sono le opere che in questi anni ci hanno aiutati molto. Ecco, abbiamo sentito delle sirene che passavano, erano quelle dei vigili del fuoco, poi vi aggiorneremo se ci sono novità in tal senso. Lei sa qualcosa al riguardo, Sindaco? No, allora sappiamo però che i vigili del fuoco quel giorno, me li ricordo bene perché erano molto impegnati, quindi sono sempre nella strada per dare una mano a chi ha bisogno. Il nostro territorio lo sa bene e quindi vorremmo che anche per loro venga fatto qualcosa. Ecco, in conclusione ci sono le polemiche che sono nate anche attorno alla gestione e alla manutenzione appunto tutti i lavori che sono da farsi dal punto di vista della sicurezza idraulica. Sì, abbiamo dei livelli che sono quello, per così dire, che la persona può percepire come immediato, che è il tombino, che però quella è una competenza comunale e noi lo facciamo, ma poi tutte queste acque dove vanno? Vanno a finire nei canali, vanno a finire nei corsi d'acqua che hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di vere e proprie opere idrauliche, perché oggi cade in un'ora la pioggia che prima cadeva in una settimana e le nostre reti non ce la fanno. All'epoca si parlò di 180 mm, quindi tantissima acqua. In conclusione, veramente stavolta, Sindaco, come ci si sta organizzando per questa mobilitazione? Allora, noi abbiamo un contatto diretto con gli altri comuni, ricordo che il comune di Venezia è un po' il capofila di questo e il sindaco Brugnaro sta cercando di ottenere risposte dalla regione, ma anche non solo. E quindi c'è la rete dei comuni, la rete istituzionale, poi ci sono i cittadini. Ecco, noi dobbiamo continuare a fare squadra per il territorio perché altrimenti Roma non ci ascolta. E con queste parole che suonano veramente molto impetuose dal Comune di Mira è tutto, grazie al Sindaco Marco Dori. Ti restituisco la linea, Cristian, con la parte tecnica di Sandro Ponchio. Grazie mille e noi adesso andiamo in pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta vi porto a Vicenza con il nostro Mirko Cavallin per un'operazione della polizia che ha arrestato un pusher tunisino per spaccio. Questo pusher, pensate, era stato segnalato da un cittadino con l'app YouPol, l'app di cui abbiamo parlato più volte, ma per l'appunto ci racconta tutto Mirko Cavallin con Simone Squarcina. Buongiorno da Vicenza, dai giardini pubblici in Viale Europa. E questo lo scenario in cui gli occhi di un cittadino si sono aperti nei confronti di un ventenne di origine tunisina, regolare in Italia ma già con precedenti a proprio carico. Il giovane stava nascondendo della droga in un cespuglio proprio in questo parco e un cittadino, utilizzando l'app YouPol della Polizia di Stato, ha registrato un video di questa azione, lo ha inviato proprio tramite l'app e nel giro di poco è arrivata una pattuglia della questura che peraltro si trova a poche centinaia di metri da qui. La pattuglia ha individuato subito il giovane, lo ha fermato ed è stato riconosciuto tra l'altro come autore di un altro reato. Sabato scorso in Viale Milano il giovane aveva utilizzato dello spray al peperoncino nei confronti di un passante. Il giovane è stato identificato grazie alle telecamere della videosorveglianza. Il riconoscimento è avvenuto tramite un dettaglio particolare, perché in entrambe le situazioni, sia sabato spruzzando lo spray al peperoncino, sia ieri qui nel parco nascondendo la droga, il giovane aveva con sé un cucciolo di pitbull che la polizia ha prelevato ed ha affidato poi alla compagna del giovane. Il ventenne tunisino è stato portato in questura dove ha dato in escandescenze rovinando una parte della stanza. Per questo è stato denunciato, oltre che per maltrattamento di animali e per detenzione e spaccio di droga. Con sé aveva infatti della cocaina, della marijuana e 200 euro in contanti. Fondamentale dunque l'apporto di questo cittadino che ha segnalato e la tempestività dell'azione della questura tramite questa app YouPol che è a disposizione di tutti gratuitamente.
Grazie Mirko Cavallin. Con Simone Squarcina da Vicenza vi mostro l'home page di Treviso Today, Serie D, al Tenni arriva l'Union Clodiense, biglietti vietati ai tifosi veneziani, scontro al vertice nel girone C, lunedì 2 marzo il big match a Treviso, la prefettura corre ai ripari vietando l'acquisto dei biglietti a tutti i residenti in provincia di Venezia, questo contro il tifo violento. Treviso Today riporta una nota della prefettura e dà anche conto di questa operazione del NIL, che è il nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, sul quale torneremo anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Lavoro nero e caporalato, 27 aziende sanzionate, multe per 250.000 euro. Rimaniamo nella Marca trevigiana, ritorniamo al campetto di calcio di Signoressa, dove domenica si sono vissuti attimi di concitazione, di follia, con una lite sfociata in vera e propria violenza, con un 22enne che è stato massacrato di botte, letteralmente spaccata la mandibola, 22enne che deve essere sottoposto a un delicato intervento maxillo-facciale. Questa lite sarebbe scoppiata tra due coppie di fratelli per un presunto fallo durante una partita di calcio, e parla ai nostri microfoni la mamma di uno dei giovani testimoni. Minacciato da altri 3 ragazzini muniti di coltello fuori dalla scuola Dante, è quanto denunciato da un genitore che sarebbe intervenuto in soccorso della presunta vittima della violenza, un giovanissimo delle medie. L'episodio risalirebbe al primo pomeriggio di ieri e ora i carabinieri di Trieste vogliono vederci chiaro e stanno indagando. Già acquisite le immagini di videosorveglianza della zona? A questo servizio arriveremo più tardi. Vi dicevo la testimonianza della mamma di Signoressa, mamma di uno dei giovani testimoni che hanno assistito a questa violenta lite sfociata per l'appunto in una aggressione. Mio figlio è seriamente scioccato, non ha mai assistito a una violenza così spropositata, una violenza gratuita, ingiustificata, è talmente scioccato. Non riesce più a dormire, è da 3 giorni che non mi dorme, a scuola non sta rendendo come di solito fa, è veramente sconvolto e non si capacita della cattiveria gratuita, ribadisco gratuita, di questi ragazzi. Non ci sono solo ferite fisiche da guarire. Dopo la violenta lite scoppiata al campetto parrocchiale di Signoressa Trevignano, i giovani che hanno assistito alla scena nel pomeriggio di domenica sono sotto shock, come afferma la mamma di uno di loro, tra le prime a mettere in moto la macchina delle indagini. Sono circa le 16 quando durante una normalissima partita di calcio qualcosa va storto. Con ogni probabilità la miccia si innesca per un presunto fallo. Da una parte ci sono 2 fratelli italiani di Falzè, un 17enne, un 22enne, dall'altro 2 fratelli residenti a Trevignano di origine marocchina di 17 e 15. In quella che parte come una lite sarebbero stati questi ultimi ad avere il sopravvento. Mio figlio era in porta in quel momento, faceva il portiere, di conseguenza ha assistito alla scena di fronte a lui in mezzo al campetto. Quando ha visto tanto sangue, tante botte, un fortissimo calcio sotto al mento a un ragazzo che già era steso a terra, si è spaventato ed è corso a casa. Io volevo recarmi personalmente al campetto per valutare la situazione, assistere e, se c'è la necessità, chiamare un'ambulanza e carabinieri, ma purtroppo lui mi ha frenato tantissimo perché era terrorizzato e aveva paura della mia incolumità, aveva paura mi succedesse qualcosa, di conseguenza ho chiamato altre persone e poi ci siamo recati in un secondo momento al campetto. Che non sia stata una semplice lite lo raccontano le tracce rimaste a terra che gli stessi fratelli marocchini avrebbero tentato di pulire con dei rami e del fogliame prima di allontanarsi, mentre i 2 fratelli italiani raggiungevano in maniera autonoma il pronto soccorso. Il maggiore di 22 anni, nel tentativo di prendere le difese del minore, ha riportato lesioni per almeno 30 giorni, necessario un delicatissimo intervento maxillofacciale. Affrontare comunque un intervento così delicato a quest'età, con 2 mascelle rotte, denti rotti, e viti che dovrà sostenere in bocca, chissà quando potrà ricominciare a mangiare, non è uno scherzo, io spero davvero, non è uno scherzo, ragazzi. Che non sia uno scherzo lo confermano le indagini avviate dai carabinieri, che hanno iniziato a raccogliere le testimonianze, e non manca un certo timore serpeggiante, quello di ritorsione per aver semplicemente visto o parlato. Sicuramente
che non siamo tranquilli, comunque qualsiasi cosa può succedere. Spero tanto di cuore che questi ragazzi non rimangano comunque impuniti. Un altro episodio di violenza giovanile, Maxi Rissa a Camponogara. Le indagini hanno portato alla denuncia di giovanissimi tra i 17 e i 20 anni. L'identificazione grazie ai video delle telecamere di videosorveglianza. Abbiamo fornito un video che hanno potuto usare per procedere poi con le indagini. Soddisfazione da parte dell'amministrazione per la denuncia di tutti i giovani coinvolti nella Maxi Rissa avvenuta la notte dello scorso 9 febbraio al Parco Parolini di Camponogara. Il fatto aveva riguardato una dozzina di ragazzi e ragazze tra i 17 e i 20 anni, alcuni di loro ricoverati in ospedale per le ferite riportate. Una rissa iniziata dopo un diverbio in una discoteca di Noale, poi l'appuntamento per la resa dei conti al parchetto, ignari forse del fitto sistema di videosorveglianza del comune. Abbiamo già da tempo allestito una sala operativa che attraverso una settantina di telecamere monitoriamo tutto il territorio. Quindi questo è uno dei primi risultati e sono contento anche perché spero che serva tutto da deterrente. Sulla vicenda era stato convocato un consiglio comunale straordinario, all'ordine del giorno la recinzione dello spazio pubblico ancora in discussione. Sugli indagati al momento il più attenzionato sarebbe un 17enne che quella sera al culmine della violenza avrebbe investito uno o più rivali con la propria auto. Sarebbe anche al centro di alcuni approfondimenti delle forze dell'ordine per essere stato il protagonista di un'ennesima rissa scoppiata all'esterno di un'altra discoteca, questa volta a Dolo. Anche in questo caso sarebbero spuntati coltelli e bastoni. Il giovane agli inquirenti ha dichiarato che si è trattato di un incidente e di non aver voluto investire nessuno, ma la versione non sarebbe confermata dai testimoni ascoltati dai carabinieri. Negli ambienti investigativi circola anche l'ipotesi ancora da verificare di possibili spedizioni punitive organizzate da alcuni ragazzi coinvolti. Le indagini sui fatti intanto proseguono. Sono pronto a portarvi a Belluno, ma lo farò subito dopo la pubblicità. Un minuto e ritorniamo in studio. Di nuovo in diretta per questa prima edizione, andiamo come vi dicevo poco fa a Belluno per parlare di sport dopo le Olimpiadi, dopo la scorpacciata olimpica, in attesa delle Paralimpiadi in vista, c'è anche il Giro d'Italia in primavera. Belluno però sempre più capitale dello sport, città che si prepara a ospitare le finali di Final Four di volley. È la prima volta per il capoluogo, la seconda per la provincia di Belluno, ma ci racconta tutto Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi. Final Four del Monte di A3, parliamo di pallavolo da Belluno, 3 ospiti con noi, il presidente della Lega Pallavolo, il presidente della Pallavolo di Belluno, che è una delle 4 squadre protagoniste, e l'assessore allo sport del Comune di Belluno. Per cavalleria comincerei da lei, se siete d'accordo. Quanto è importante per questa città avere per la seconda volta la Final Four di questa A3 di pallavolo? Allora, in città ce l'abbiamo per la prima volta perché l'anno scorso è stato a Longarone, è un evento che ha interessato tutta la provincia. Per noi è un onore poter ospitare questo evento per tutta una serie di motivi, dagli esempi sportivi, dal ritorno che ci sarà per le attività, per il turismo, la visibilità della città e per far vedere che Belluno è una città che sa accogliere sia gli sportivi che la gente che viene da fuori. Grazie a Sandra Mazzoccoli. Abbiamo con noi invece Monica Mazzoccoli, chiedo scusa, abbiamo con noi Sandro Darolti, il presidente del Volley Belluno. Se si sposta così non impalla la coppa, venga da questo lato un po', se mai così, se Stefano Bozzi la vuole inquadrare, quanto vorrebbe portarsela a casa? Tantissimo, tanto è vero che quest'anno abbiamo impostato anche un ufficio nella via principale di Belluno, proprio che è diventata la sede della Belluno Volley. Ho 2 vetrine bellissime, sarebbe il mio sogno poterle esporre davanti alla vetrina. Veramente lei ha espresso un altro sogno, ben più grande, pensando a quello che accade non lontano da qua, a Conegliano.
Certo, allora Belluno ha vissuto degli anni bellissimi di volley, cui ho partecipato anche personalmente, disputando campionati di Superlega ad altissimo livello. Abbiamo avuto 20 anni di buco qui a Belluno, adesso pian pianino la stiamo riportando, ma come diceva il presidente Righi bisogna strutturare bene le società prima di portarsi su. Il mio sogno sarebbe quello di avvicinarsi all'Imoco Volley come successo, come staff, come struttura, come interesse. Però se io guardo i nostri numeri, l'interesse del pubblico che ci sta seguendo ci dà conferma che il nostro progetto può arrivare a quello che noi vorremmo fra qualche anno. Grazie, signor Presidente, lei l'ha citato, vorrei portare qua, facciamo un cambio di posizione, il Presidente della Lega della Serie A del Volley, Massimo Righi. Questa Coppa Italia per il volley quanto è importante? Sono eventi molto importanti perché noi abbiamo 3 campionati da gestire, la Superlega, la Serie 2 e la Serie 3, e per ognuno di questi 3 campionati organizziamo gli eventi che sono la Coppa Italia e la Supercoppa. Quindi sono 6 eventi che per noi hanno un'importanza fondamentale per quel che riguarda i nostri campionati, le nostre società, perché mettono, come dire, sotto la lente di ingrandimento le eccellenze di questi 3 campionati. Belluno in questo senso come si sta candidando nel palcoscenico italiano? Belluno per noi è una delle realtà che seguiamo con più attenzione, proprio per come diceva prima il Presidente Darold, perché sta creando una struttura societaria importante. A noi non interessano le squadre, perché le squadre, è chiaro che ci interessano anche le squadre, però possono essere frutto di un mercato particolarmente azzeccato o positivo, magari si vince tanto, ma senza avere alle spalle una struttura societaria composta da dirigenti, composta da allenatori, dallo staff sanitario, da tutta quella che è la parte della comunicazione, da tutta quello che è il marketing, la parte commerciale, non si va da nessuna parte. Qui il Presidente l'ha ben capita che la struttura societaria è la cosa primaria, è chiaro che ha un costo, è un investimento in questa fase, poi potrà portare anche dei frutti, perché quando si investe bene anche la parte societaria potrà sicuramente andare avanti. Quindi guardiamo con grandissima fiducia questa cavalcata che da 5 anni Belluno ha intrapreso, nell'attesa di vedere in palcoscenici sempre più importanti. Ricordiamo le altre 3 squadre che partecipano alla Final Four brevemente. Avremo Reggio Emilia, che è la squadra che ha la miglior classifica in questo momento nei 2 gironi di Serie 3, poi Reggio Calabria, quindi avremo il derby fra le 2 Reggio, infine Sabaudio che invece, Reggio Calabria incontrerà Belluno e poi Sabaudio che invece incontrerà Reggio Emilia. Quindi speriamo che non ci sia il derby. Speriamo che non ci sia il derby, ovviamente per voi. Lei ha parlato di costi, una cosa molto bella che però ha detto che questo è uno sport che socialmente non ha costi, spieghiamo? Sì, noi non rappresentiamo un costo sociale, mi piace sempre rimarcare questo concetto, perché alle nostre partite, adesso veniamo dalla finale di Coppa Italia di Superlega che l'abbiamo disputata a Bologna con 18-19 mila persone in 2 giorni, e abbiamo avuto al massimo 4, 5, 6 carabinieri che sono venuti ad assistere alle partite, perché non c'è violenza all'interno dei nostri impianti, c'è familiarità, ci sono i giovani, ci sono le famiglie, ci sono i bambini che camminano, ci sono i tifosi che stanno insieme prima e dopo la partita, e quindi tutto questo rappresenta un costo non sociale, non siamo un costo sociale, e ci piacerebbe continuare a evidenziarlo, ma non solo noi, che fosse capito all'esterno quanto sia importante questo valore che nessuno ci ha regalato, ma che col quale attraverso il lavoro di tantissimi anni, di tantissime persone, stiamo continuando a portare avanti. Ultima cosa, lo facciamo vedere se Stefano vuole inquadrare. Questo è il pallone della Coppa Italia? Questo è il pallone ufficiale della Coppa Italia, è il pallone Mikasa, è un pallone personalizzato con il nostro logo, col quale in tutto il mondo, i campionati più importanti del mondo giocano, perché è un pallone di grande performance, e anche la Serie 3 nostra riusciamo a avergli consentito di giocare con questo grande pallone. Sempre per la pagina sportiva, dal volley al rugby, dopo le 4 settimane di pausa per il 6 Nazioni, sabato torna lo United Rugby Championship per il Benetton, sfida in trasferta contro i Dragons gallesi, battuti a gennaio scorso con un punteggio record in Coppa e pericolosamente pronti a vendicarsi dall'umiliazione. Sicuramente troveremo una squadra col dente avvelenato, soprattutto dopo la prestazione in Coppa che abbiamo avuto qua in casa, e loro sono una squadra che
in casa loro è completamente diversa. Dente avvelenato e sangue agli occhi è probabilmente da quel 74-21 subito a Monigo che i Dragons gallesi attendono per vendicarsi del Benetton che li aveva schiantati in Challenge Cup. Ora, in questo fine settimana di pausa del Sei Nazioni, la sfida è arrivata. Sabato sera il match, ma nella cornice dello United Rugby Championship e in trasferta a Newport. Non sarà certamente la stessa squadra vista a Monigo, per questo è necessario tenere bene a mente quali sono i loro punti di forza. Sicuramente Minsk e Drive saranno fondamentali, sappiamo che il loro drive è un punto forte, quindi dovrà avere un'ottima difesa e ovviamente un ottimo attacco. Il mese di pausa per i Sei Nazioni è servito e come per ricaricarsi e non solo. Abbiamo lavorato, intanto abbiamo recuperato, che è stata una cosa importante, poi abbiamo lavorato il kicking game, un po' le exit e la zona handling, che è stata una cosa che ci ha messo un po' in difficoltà. Però ci siamo allenati bene e siamo pieni di energia per questa partita. Ma il rischio di aver perso concentrazione, ranghi serrati in questi giorni soprattutto per mantenere la mentalità vincente in trasferta e non soltanto in casa. Non vogliamo perdere punti sapendo quanto sono importanti per arrivare in zona playoff, quindi faremo il massimo per riuscire a ottenere il più punti possibili. Siamo alle battute conclusive, allora possiamo vedere anche l'home page del Gazzettino per fare un po' il punto di questa giornata. Una delle partite che si sta consumando in questi giorni a livello politico, a livello regionale, riguarda le nomine dei direttori generali. Come sapete sono profili che vanno a scadenza, quindi c'è la partita del rinnovo in ballo, chiaramente è il momento dei nomi, ognuno fa il suo, però è la partita delle partite in questo momento. Tra l'altro con la giunta regionale del Veneto, che come vedete sempre dal Gazzettino.it, ma ve lo abbiamo raccontato anche ieri sera nel corso dei nostri telegiornali, ha approvato il bilancio previsionale 2026-2028 con il presidente Stefani che dice niente nuove tasse, più soldi al sociale, 69 milioni agli anziani, borse di studio finanziate e 4 milioni e mezzo per i futuri medici di base, mentre per la Fenice i fondi sarebbero scesi del 73%. E poi c'è il dramma che vi abbiamo dato in apertura collegandoci con la nostra Marta Zatta a Ponte Vico d'Arzere, ucciso a 50 anni dal monossido mentre dorme, gravissimo il collega. Ci siamo collegati appunto con Ponte Vico d'Arzere per darvi tutti gli aggiornamenti. E poi vi abbiamo raccontato di una giornata particolarmente difficile, soprattutto lungo la 4, una serie di incidenti, almeno 3 quelli che abbiamo contato nell'arco di poche ore. Tutto è partito verso le 7:30, 8 con uno scontro tra tir, uno in particolare è andato in fiamme creando chiaramente caos, confusione, una mobilitazione di uomini e mezzi. Ma chiaramente su tutto questo ritorneremo questa sera a partire dalle 18:25 con il nostro telegiornale regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo di noi c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, alle 16:18 il film del 2001 statunitense Rat Race. Ringrazio dalla regia Francesca Pezzo, Alessandro Granziera, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento.